Luigi Compiano è uscito così, con un braccio alzato sul volto per proteggersi da flash e telecamere, vetri scuri, bocche cucite, ma nelle 4 ore e mezza trascorse all'interno del Palazzo di Giustizia, nel lungo interrogatorio condotto dal sostituto procuratore Massimo De Bortoli, il patron del North East Services ha parlato, assistito dal proprio difensore Piero Barolo. Freddo e imperturbabile, affatto pentito, lucido e razionale, non si sarebbe lasciato andare a sfoghi, non avrebbe ceduto all'emotività, non avrebbe chiesto scusa per l'ammanco milionario, non si sarebbe impegnato a coprire il gigantesco buco, ma le sue affermazioni hanno convinto gli inquirenti di aver imboccato la giusta pista investigativa. Ha risposto alle domande del pubblico ministero e sostanzialmente è rimasto immutato il quadro che la procura aveva delineato. Quindi appropriazione indebita, e gli indagati sono quelli sui quali abbiamo puntato gli occhi. Dunque al momento nessun altro sarebbe indagato, nonostante gli accertamenti in corso su altri collaboratori, e sotto inchiesta resta non solo l'imprenditore alla testa di un impero ormai in rovina, ma anche Massimo Schiavon. L'ex responsabile delle sale di conto aveva spiegato di aver solo obbedito agli ordini, ma evidentemente il capo non lo ha discolpato, ed intanto l'elenco delle parti offese si allunga. Ora c'è anche Unicredit. Le denunce che arrivano adesso vedremo se aggiungono ammanchi o se sono riferite a somme comprese nel quantitativo che ho indicato all'inizio, cioè tra i 30 e i 40. Nel frattempo i dipendenti aspettano febbrilmente il bonifico degli stipendi e si preparano ai primi incontri con le istituzioni. La totale disponibilità da parte del sottoscritto ad essere a fianco ai lavoratori e a fianco all'azienda, perché se vi è una via di uscita per salvare i posti di lavoro noi ci siamo.